Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Novara e Padova aprono il girone di ritorno in Serie B-Win affrontandosi sul sintetico dello stadio Silvio Piola. Dopo la sconfitta di Modena, i piemontesi di mister Pesser vogliono riprendere la marcia ora che sono stati raggiunti in classifica dall'Atalanta e superati ieri dal Siena. Vittorioso nell'anticipo casalingo sul Pescara. Attenzione però ai biancoscudati di Calori all'attacco della zona playoff, anche in considerazione del match che devono recuperare, la partita di Livorno non disputata prima di Natale a causa del maltempo. Tutti agli ordini dell'arbitro Ciampi di Roma. Si comincia con Succi in avanti, il destro del bomber del campionato. Il 15 gol al quarto minuto viene bloccato da Uicani, insiste il Padova con El Shaarawy diagonale a lato, veramente di un soffio. Al quarto d'ora però tegola per Calori, si fa male Succi da solo, si tocca la gamba sinistra, preoccupatissimo il tecnico ospite. Barella per Succi ed esordio per l'ex Clivense De Paula. Dalla parte opposta Gonzalez in profondità per Rigoni, Cano esce provvidenzialmente, poi Crespo mette in calcio d'angolo, si scuote il Novara, si scuote Tessera in panchina, ma è ancora Padova. De Paula per Vantaggiato, sinistro alto, veramente da buona posizione. 38esimo, ancora gli ospiti. De Paula sinistro, messo miracolosamente in angolo da Uicani, dalla bandierina. Vantaggiato, arriva il Shaarawy, il vantaggio meritato del Padova. 39esimo, secondo gol in Serie B-Win in sole 8 presenze per il piccolo faraone Stefan El Shaarawy, da dimenticare la difesa del Novara in questa circostanza. Secondo tempo, terzo minuto, punizione di Rigoni a lato, non di molto, con Cano proteso in tuffo. Siamo al quinto, dall'altra parte Vantaggiato El Shaarawy di prima intenzione, bravissimo Uicani a sventare la minaccia. La partita è molto bella, il tiro contratto di Gonzalez, la palla si impenna, Rubino con la deviazione di Cano, leggera ma decisiva in calcio d'angolo. Porcari su Vantaggiato, giallo, era diffidato e salterà la trasferta di Trieste. Punizione, Vantaggiato, tiro a giro, palla che fa la barba al palo, come si suol dire, contropiede Padova. El Shaarawy per Vantaggiato in area, guarda Uicani, cerca di superarlo con un altro destro a giro. Sono tante ormai le opportunità del Padova non sfruttate per andare sul 2-0. La reazione del Novara con Gonzalez, tiro alto da parte dell'argentino destinato al Palermo nel corso della prossima estate. Gigliotti, l'argentino appena entrato, colpo di testa, blocca Cano esattamente sulla linea, ci prova Porcari, il pareggio del Novara. 77esimo, grandissimo tiro di Porcari dalla distanza, rivediamo il tutto, la botta di destro, la palla tocca la traversa e si insacca, nulla da fare per Cano. Ancora un replay per il terzo gol in Serie B-Win da parte di Porcari, il pareggio del Novara, ma le emozioni sono ancora forti. Da Cuffa a De Paula, palo clamoroso, a Uicani battuto, rivediamo la gran botta del brasiliano appena arrivato dal Chievo, ma non è finita. Attenzione da Gonzalez a Scavone, l'uscita di Cano, ancora Cano su Gonzalez, Rigoni, porta vuota e Cano, clamorosa deviazione in calcio d'angolo. Lo sguardo di Tesser è più eloquente di ogni parola. 90esimo, Scavone davanti a Cano e quarto intervento decisivo in pochissimi secondi. Finisce qui Novara-Padova 1-1. Ci sono 3 squadre in testa alla classifica: Novara, Siena e Atalanta con 43 punti.